Abdel Hanad. Da quale paese del Maghreb provenivano Ben Akrire Belalia e Eladi Mahafi, sepolti con altri 1000 soldati nel sacrario francese di Pederobba? Quale dio veglierà a Follina sulle spoglie dell'italiano Ervino Capitani e del bosniaco Hazim Sulic, soldati dell'impero austro-ungarico, sulle cui lapidi, l'una vicina all'altra, sono scolpite la croce e la mezzaluna? Lungo il Piave e anche sull'Isonzo la guerra fu veramente mondiale. I soldati che costituirono quello che possiamo chiamare il popolo del Piave provenivano da 20 paesi diversi di 4 continenti. In quale campo di battaglia morirono il reverendo Henry Cuthbert, cappellano militare, e il fuciliere Barnett, di fede ebraica, che giacciono entrambi sotto la fresca erba del cimitero britannico di Giavera del Montello? Come tutti i fronti dove si svolse la Grande Guerra, anche quello italiano, dal Trentino all'Isonzo ed infine lungo il Piave, fu luogo dove combatterono, furono feriti e uccisi soldati e ufficiali provenienti da moltissimi paesi del mondo, da tutti e 4 i continenti. Multietnico, così è il fronte austro-ungarico, dove infatti si stampano i giornali da distribuire tra le truppe nelle diverse lingue nazionali. Cecoslovacco, polacco, sloveno, rumeno, ungherese, tedesco e anche italiano. Dal diario di Pierina Arrigoni, 9 novembre 1917. Una compagnia di bosniaci è a Valdobbiadene. Moltissimi hanno sul berretto la mezzaluna che li riconosce come musulmani. Affamati saccheggiano il granaio e nell'aia rimangono solo le piume delle galline e qualche superstite coniglio. Solo alcune salsicce sono rimaste salve in onore di Maometto. Dal diario di Luigi Siorpaese. Cortina d'Ampezzo. Il 24 maggio 1915 gli ampezzani lasciarono entrare gli italiani senza nessuna opposizione. Il 2 giugno gli soldati oltrepassavano li 40.000 e muli e cavalli. Il 21 gli canoni seguitarono a far fuoco tutto il giorno. A mezzogiorno è partito tutti gli soldati ascari con tutti i suoi muli e cavalli. Mi hanno distrutto tutto e attorno alle case, se può dire francamente, Smerdeberg e Stronseburg. Dagli Stati Uniti giunsero in Veneto molti volontari che operarono nella Croce Rossa. Ernest Hemingway è il più famoso. Uno di loro è ancora oggi sepolto a Mestre. Richard Katz Fairfield morì a 18 anni sotto un bombardamento aereo dell'aviazione austriaca nel suo primo giorno di servizio. In soccorso degli italiani, attestati sulla sinistra del Piave, arrivarono truppe francesi e inglesi, composte anche da soldati originari delle colonie. Scrive da Castelfranco Veneto il tenente Sandri. Carissima mamma, costà ci troviamo tra inglesi e francesi, abbastanza scalcinati questi ultimi, e direi quasi peggio di noi. Nel 1918, tra i prigionieri dell'esercito austro-ungarico catturati dagli italiani, si costituisce la Legione Romena d'Italia, posta sotto il comando del generale Ferigo. Al fronte i romeni si distinsero nella terza battaglia del Grappa e nell'offensiva di Vittorio Veneto. Non furono pochi i soldati cecoslovacchi e polacchi, contrari al dominio asburgico, che disertarono passando con l'intesa, combattendo al fianco degli italiani.
se catturati, erano condannati a morte per impiccagione. Domenico Mondelli nasce in Abissinia nel 1866. Adottato da un colonnello di Parma, diventa uno dei primi aviatori italiani. Combatte nella Prima Guerra Mondiale, prima come capitano pilota e viene ferito nella battaglia del Solstizio, poi con i bersaglieri ed infine con un reparto d'assalto degli Arditi e viene nuovamente ferito a Col del Rosso. Alla fine del conflitto è tenente colonnello e porta sul petto 2 medaglie di bronzo e 2 d'argento. Il fascismo gli impedì di continuare la sua carriera. Era nero e il duce non permetteva che i neri comandassero i bianchi. Più di 1 milione di ebrei parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, combattendo su tutti i fronti. In Italia, la comunità ebraica contava allo scoppio della Grande Guerra circa 35.000 individui. Quelli che parteciparono al conflitto furono 5.000. 420 furono uccisi e circa 700 vennero decorati. 20 anni dopo, nel 1938, subirono le leggi razziali promulgate dal fascismo. Gran parte dei 1.600 ufficiali ebrei viventi negli anni 40 morirono per le persecuzioni.